Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Vessato dalla figlia minorenne e dal fidanzato della ragazzina a Palermo, un uomo di 48 anni si è tolto la vita. Arrestati per istigazione al suicidio i due giovani. Altre due morti in ospedale scuotono la sanità siciliana. A Palermo Schifani convoca i dirigenti del Villa Sofia. A Messina invece la procura indaga i vertici dell'ospedale Papardo per omicidio colposo aggravato. Concorso esterno in associazione mafiosa e chiesti 10 anni di reclusione per Angelo Lombardo, fratello dell'ex presidente della regione. Chiuse le indagini sulla strage di Altavilla, i magistrati ricostruiscono come sono morti tra atrocità Antonella e i suoi due figli, le torture con attrezzi da camino incandescenti, pentole e phon. Catania, sulle strade arriva l'attraversamento smart, il primo installato sulla circonvallazione a pochi metri dal luogo dove è morta poco più di un anno fa Chiara Adorno, la studentessa originaria di Solarino nel Siracusano. Rimettersi in forma dopo le feste, i consigli della dietologa, andarci piano e niente diete fai da te, ignorare le mode sul web. Il calciomercato, almeno 4 gli obiettivi immediati del Catania. Il Messina aspetta la firma del direttore sportivo mentre il Trapani lavora per rinforzare l'attacco. Dunque, bentrovati. A Palermo un padre si suicida impiccandosi, vessato per mesi dalla figlia sedicenne e dal fidanzato che pretendevano continuamente denaro. I due giovani arrestati. Manlio Viola. Avrebbe estorto denaro al padre, minacciandolo di ripercussioni fisiche ma anche di denunce completamente inventate o di pubbliche umiliazioni. Una ragazzina sedicenne, aiutata dal fidanzato 17enne, avrebbe tenuto per 4 mesi sotto scacco il padre, ottenendo pagamenti anche ingenti dietro minacce. Una pressione psicologica crescente, un'estorsione portata avanti senza tregua, tale da indurre l'uomo, un 48enne del villaggio Santa Rosaria di Palermo, a decidere di suicidarsi. La coppietta diabolica avrebbe preteso denaro dietro la minaccia di ritorsioni fisiche come ti picchiamo oppure ti spariamo, ma anche sotto pressioni psicologiche. Una vicenda terribile sulla quale la procura dei minori ha indicato in silenzio per 9 mesi. Adesso il ragazzo è al carcere Malaspina, nonostante nel frattempo abbia compiuto 18 anni, mentre la ragazzina si trova in comunità a Catania. Altri 2 presunti casi di mala sanità in Sicilia, uno a Palermo, all'ospedale di Villa Sofia, dove è morto un uomo dopo aver aspettato circa 20 giorni per un intervento alla spalla. L'ira del presidente Schifani, voglio vederci chiaro. Altro presunto caso al Papardo di Messina. Marco Gullà. Un altro possibile caso di malasanità a Palermo, nell'ospedale di Villa Sofia. Anche questa volta qualcosa non ha funzionato. È la morte di Giuseppe Barbaro, un uomo di 76 anni, giunto a Villa Sofia con un problema alla spalla. È rimasto per 3 giorni su una barella e per 17, in attesa dell'intervento, allunga nuove ombre sull'organizzazione della sanità siciliana. Secondo i familiari non avrebbe ricevuto cure adeguate dai sanitari. Prima di Natale all'ospedale in Grassia era morta Maria Ruggio, rimasta, stando alla denuncia dei familiari, per diversi giorni su una barella. Il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, per domani ha convocato i vertici di Villa Sofia. Abbiamo fatto non un blitz, ma una visita non attesa, un corridoio pieno di pazienti come pronto soccorso stavano nel corridoio. Ho chiesto come mai e mi è stato detto che i locali dove avrebbero dovuto essere allocati erano oggetto di ristrutturazione. Allora io chiederò e pretenderò di sapere da quanto tempo durano questi lavori e perché non si sono conclusi. Da Palermo a Messina, con un altro caso di presunta malasanità al Papardo, denunciato dai familiari delle vittime. È stato un vero e proprio calvario subito da chi si era rivolto con fiducia all'equipe dello stesso presidio ospedaliero nel quale aveva a lungo lavorato. Così si legge nell'esposto presentato dai familiari di Salvatore Nastasi, il medico di 70 anni morto nel dicembre del 2023 dopo l'intervento per la sostituzione della valvola mitralica nell'ospedale messinese. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Fra i reati contestati c'è l'omicidio colposo aggravato. Secondo l'accusa, negli ambienti della cardiochirurgia ci sarebbe un batterio killer.
Le accuse ad Angelo Lombardo. La Procura di Catania ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per il fratello dell'ex presidente della regione. L'ipotesi avanzata dai PM è quella di concorso esterno in associazione mafiosa. Orazio Longo. I fatti non sono certo recenti. Tra quelli che non convincono la procura c'è un ricovero avvenuto all'ospedale Cannizzaro di Catania nel maggio del 2008. Un ricovero di 3 giorni che avrebbe avuto come causa una crisi ipertensiva, ma che invece sarebbe stato accompagnato da una radiografia alla spalla destra. Cosa c'entra una radiografia alla spalla con l'ipertensione? Se lo chiede la PM Santo Nocito, che alla fine della requisitoria ha chiesto alla prima sezione del Tribunale di Catania una condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa per Angelo Lombardo, fratello dell'ex presidente della regione Raffaele, che per la stessa ipotesi di reato è stato assolto con sentenza passata in giudicato con la motivazione che il fatto non sussiste. Secondo l'accusa, Angelo Lombardo, già ex parlamentare nazionale e regionale, avrebbe svolto un ruolo di collegamento tra imprenditori e Cosa Nostra, ma senza poi mantenere le promesse, e per questo i boss catanesi avrebbero organizzato un pestaggio ai suoi danni. Di qui sarebbe la radiografia alla spalla. La PM ha chiesto anche la condanna per corruzione aggravata dal metodo mafioso a 3 anni di reclusione ciascuna per Enzo Aiello e per il geologo Giovanni Barbagallo e a 1 anno per il collaboratore di giustizia Gaetano D'Aquino. Chiesta invece l'assoluzione per l'ex sindaco di Castelliudica Rosario Di Dio. Il processo è stato aggiornato al prossimo febbraio, quando sarà la volta delle arringhe dei difensori degli imputati. La sentenza potrebbe arrivare prima dell'estate. Chiuse le indagini sulla strage di Altavilla, i magistrati ricostruiscono come sono morti tra atrocità Antonella e i suoi 2 figli. Le torture con attrezzi da camino incandescenti, pentole e phon. Giusy Lazzara. Chiuse le indagini, resta l'orrore per la strage di Altavilla Milicia. È la prima volta che i magistrati della Procura di Termini Imerese scrivono in modo dettagliato delle torture subite dalle 3 vittime. Antonella Salomone e i suoi 2 figli, Kevin 16 anni e Manuel 5 anni. Si scende nell'abisso più nero che vede indagati il marito Giovanni Barreca, la figlia e la coppia Massimo Caradente e Sabrina Fina. Sono stati loro, secondo i magistrati, che prima hanno ucciso Antonella puntando sul corpo della donna un asciugacapelli rovente, colpendola più volte con schiaffi e pugni, usando attrezzi da camino incandescenti e una pentola, fino a bruciare il suo corpo e seppellirlo in giardino. Poi è stata la volta del piccolo Kevin, legato al letto con le corde e fatto ingerire caffè bollente, poi l'aria rovente di un phon premuto in gola che l'ho fatto soffocare. Terribile la morte dell'altro figlio che sperava di sopravvivere e ha tentato di ribellarsi, ma è stato seviziato ed è morto per asfissia da strangolamento. E sul fronte giudiziario pende la decisione sulla parziale infermità mentale di Barreca e della figlia all'epoca minorenne. Il pronunciamento della Corte di Cassazione sulla totale incapacità del padre pluriomicida lo farebbe uscire dal processo. L'AMAP, l'azienda municipalizzata che si occupa della gestione dell'acqua, Palermo e provincia, nei mesi scorsi avrebbe licenziato il direttore dei lavori che era responsabile del cantiere di Casteldacce, il luogo dove persero la vita 5 operai per la fuga di acido solfidrico all'interno di un impianto fognario. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'azienda avrebbe applicato il licenziamento senza preavviso per la gravità della condotta del dipendente e per le tragiche conseguenze causate. Riesplode la crisi idrica ad Agrigento. Nel popoloso quartiere del quadrivio Spinasanta i cittadini sono disperati, non ricevono acqua da mesi. Davide Sarto. Siamo praticamente senza acqua da almeno 5-6 mesi. Non facciamo altro che comprare acqua a pagamento con autobotti e quindi siamo all'esasperazione. E questa è la grave emergenza che vivono gli abitanti del quadrivio Spinasanta ad Agrigento, una città che nonostante il prestigioso titolo di capitale italiana della cultura si trova a fronteggiare una crisi idrica senza precedenti. Le promesse di intervento degli enti preposti sono rimaste disattese, mentre i cittadini esasperati chiedono risposte. Quando c'è un'emergenza, specialmente qua al primo piano ci sono dei malati psichici, che fa? Si restano senza acqua. Al quinto piano c'è la signora che c'è il 100% invalidità, uno a 96 anni che abita pure qua. Ma che senza acqua, Ma dove siamo? Nell'Africa del Nord siamo.
Abbiamo avuto in questo condominio una situazione veramente drammatica, inaccettabile e disumana. Un condomino malato oncologico, deceduto un mesetto fa, circa un paio di mesi fa. Ricordiamo, io e un condomino, che la moglie ci chiamò per chiederci un po' d'acqua per poter provvedere alle esigenze igieniche del marito, che sarebbe deceduto poche ore dopo. Io credo che neanche nel profondo Burundi esistano queste cose, una vera e propria vergogna. La crisi idrica non risparmia le strutture ricettive, danneggiando il turismo. Questa è la situazione nella mia struttura ricettiva. 50 giorni che non arriva acqua. Come faremo ad ospitare le persone in occasione della Capitale della Cultura? Un'emergenza che rischia di sfociare in nuove proteste, gettando un'ombra sull'anno di Agrigento, Capitale della Cultura. E a Caltanissetta invece nel pomeriggio, dopo lo stop all'erogazione dell'acqua di questi giorni, è ripresa la distribuzione idrica che torna su turni di 3 giorni. Per venerdì mattina è stato comunque indetto un sit-in da parte del Comitato delle Mamme del centro storico. E andiamo invece a Catania, dove si attende la consegna di una pompa sommersa per far tornare alla normalità il cimitero, il Camposanto di via Quicella, senza acqua da oltre un mese. Tonino De Mana. Senza acqua da oltre un mese per il guasto alla pompa sommersa che vedete mentre viene prelevata ad una profondità di 25 metri. Al cimitero di Catania si lavora incessantemente per riparare il guasto che sta lasciando all'asciutto le confraternite ed oltre metà delle fontanelle presenti nel Camposanto. Servizi igienici inevitabilmente chiusi per mancanza d'acqua, quelli che vi abbiamo mostrato nel servizio andato in onda qualche giorno fa erano stati addirittura forzati, da qui lo stato indecoroso in cui versavano. Mentre si attende la scerbatura del campo comune con lapidi, tombe e croci praticamente ricoperte dalla vegetazione, si attende adesso l'arrivo della nuova pompa che garantirà l'approvvigionamento delle cisterne. Non è stato sicuramente semplice avviare l'iter che ci ha consentito di individuare le risorse. L'iter burocratico si è ancora più ingessato viste le festività che ci hanno riguardato nelle scorse settimane. L'intervento comunque è iniziato già da diversi giorni, la pompa va sicuramente sostituita e questa consentirà alla cisterna principale di avere il giusto volume d'acqua e di rifornire le varie parti del cimitero. È stato complesso sia recuperare in profondità la pompa ormai inutilizzabile, ma anche il pezzo nuovo dovrebbe arrivare a giorno e quindi l'intervento è in corso di esecuzione. Non resta che attendere, tenendo conto che la conclusione dei lavori e quindi il ritorno alla normalità dipenderà dai tempi di consegna della nuova pompa sommersa. In civiltà Catania, via Calliope, sempre più una discarica a cielo aperto. Le telecamere di videosorveglianza pizzicano però scaricatori abusivi di copertoni e oli esausti. Il sindaco trantino, abbiamo chiesto al governo più poteri per lottare contro questo malcostume. Orazio Longo. Si vede bene una motoape ferma a bordo strada in via Calliope, nel quartiere di Fossa Creta a Catania. In pieno giorno un uomo è intento a scaricare di tutto dal cassone, copertoni in primis. Bastano pochi secondi per gettarne almeno una decina. La ripresa è effettuata dalle telecamere di videosorveglianza installate dal comune ed è stata effettuata il 2 gennaio scorso alle 13:46. Qui di sera invece, pochi giorni dopo, il 7 gennaio alle 20:35, rifiuti di ogni tipo si accatastano al lato della strada e poi in primo piano si vede scaricare un intero fusto carico di oli esausti. Non ci sono alternative per definire quello che si vede in civiltà a Catania, come spiega lo stesso sindaco trantino intervenuto alla trasmissione di Telecolor Focus. Quel che loro versano, oli esausti, pneumatici, ingombranti, quello che abbiamo visto scaricare da questi 3 mezzi, basterebbe portarlo al centro comunale di raccolta a 0 euro, anzi se vanno con la tessera sanitaria di chi gli dà questi articoli da buttare, fanno anche risparmiare con il quale poi paga la Tari. Quindi è proprio un'operazione. Ma menefreghismo, già mi augurerei che fosse menefreghismo, è un atto di idiozia, un atto di inciviltà. I soggetti autori di questo indecoroso abbandono di rifiuti sono stati già individuati, ma per Trantino questo non basta e chiede al governo nuovi mezzi per contrastare il fenomeno. Quantomeno la possibilità di disporre il fermo amministrativo di tutti questi mezzi. Io mi augurerei anche se questo, ma intanto il fermo amministrativo già sarebbe un qualcosa. Ci attendiamo di trovare da questo punto di vista risposta nella politica, ma soprattutto vorremmo che il rapporto con i nostri cittadini non fosse instaurato su una sorta di intervento repressivo del comune. Vorremmo che fossero questi stessi cittadini a capire che non c'è bisogno di fare questo per liberarsi di quel che non vogliono, che non serve più.
A Catania arriva sulle strade una novità, l'attraversamento smart, e il primo è stato collocato sulla circonvallazione. Simona Mazzone. Si chiama attraversamento smart e il primo è stato collocato in via sperimentale sulla circonvallazione di Catania, spesso teatro di numerosi incidenti, all'altezza del distributore di carburanti e a pochi metri dal luogo dove è morta poco più di un anno fa, nel novembre 2023, investita mentre attraversava Chiara Adorno, studentessa di 18 anni originaria di Solarino nel Siracusano. Grazie ad un'iniziativa di Enel Sole che sta sperimentando in Italia, e anche Catania è stata scelta per questa sperimentazione degli attraversamenti particolarmente illuminati, creiamo delle condizioni di migliore sicurezza, altri ne saranno installati, ma naturalmente presuppone, come abbiamo visto, la necessità assoluta che da parte degli automobilisti ci sia il rispetto innanzitutto delle strisce pedonali. Non è un semaforo ma un attraversamento pedonale rinforzato con LED luminosi e lampeggianti arancioni che si attivano da un pulsante in modo da avvertire l'automobilista. È un primo attraversamento smart che potrà diffondersi anche in altre parti della città, in sinergia con il Consiglio Comunale ma anche con i consigli di circoscrizione. Avete individuato altre aree, magari quelle meno illuminate? Allora, per adesso il lavoro è iniziato proprio da poco, quindi diciamo le postazioni verranno decise magari in seguito. Non tutte le auto però tendono a fermarsi, infatti anche durante la nostra presenza alcune sfrecciavano, incuranti dei pedoni. Intanto, da quando è attivo il T-Red, che immortala le targhe di chi supera i 50 km/h, sono state elevate 11.500 contravvenzioni, fondi questi destinati a installare altri semafori intelligenti in città. Presente con l'amministrazione anche Piermaria Capuana, vicepresidente della terza commissione viabilità. Scuole di frontiera prese di mira da balordi, ennesima spari contro la Vittorino da Feltre, provocano la rottura di un tubo che allaga la scuola. A Librino, vandalizzato per l'ennesima volta l'istituto Rita Adria. Tonino De Mana. Anno nuovo, vandalizzazioni nuove e scuole catanesi, ancora nel mirino di balordi, capaci di sparare alla facciata della Vittorino da Feltre, ennesima, o di depredare per l'ennesima volta l'istituto Rita Adria a Librino. Scuole di frontiera prese d'assalto durante le vacanze di Natale, esattamente come il 2024 che si aprì con le incursioni barbariche alla Vitaliano Brancati e alla Campanella Sturzo. Un triste conteggio per l'assessore all'istruzione Guzzardi. Sicuramente è un problema più di sicurezza che è solo interno alla scuola. Durante le vacanze di Natale raid vandalici sistematici, come fare per fronteggiarli? Le scuole con i dirigenti scolastici e il personale stanno facendo un ottimo lavoro e noi come amministrazione stiamo supportando, perché questa è una questione di culturale e sociale, quindi in queste scuole vi è bisogno sempre più dell'amministrazione, sempre più delle scuole presenti tutto il giorno e non solo durante le ore scolastiche, ma la scuola deve essere un centro di aggregazione naturale di tutto il quartiere. Nel dettaglio, in via Francesco Durante, ennesima ignoti per salutare il Capodanno hanno pensato bene di sparare diversi colpi d'arma da fuoco contro la parete della scuola. Un proiettile ha perforato muro e termosifone allagando l'istituto. Sulla vicenda indaga la polizia. A Librino invece il generatore che vedete, pur tra mille difficoltà, sta garantendo l'illuminazione alla Rita Adria, luce che va e che viene ma che comunque rende possibile l'attività didattica. Ci rendiamo conto che c'è qui malavita organizzata, mafie di alto livello, non c'entrano niente, cioè questo è un discorso legato a bandicciuole di ragazzetti chiaramente insomma tossicodipendenti che capiscono molto poco. Nonostante il raid vandalico voi non demordete, 8 gennaio scuole riaperte col generatore ma scuola riaperta. Assolutamente sì, siamo stati nelle condizioni di non privare del diritto allo studio i ragazzini che oggi hanno ricominciato. Rubati 4 climatizzatori e smontata parte della ringhiera in ferro dai soliti predatori di metalli che, almeno loro, non vanno mai in vacanza. A Barcellona il ricordo di Beppe Alfano, il giornalista della Sicilia ucciso in un agguato. Questa mattina cerimonia in occasione dell'anniversario del suo omicidio alla presenza di tanti studenti. Francesco Triolo. Sono passati 32 anni da quell'8 gennaio del 1993. Quella notte in via Marconi a Barcellona Pozzo di Cotto veniva ucciso in un agguato Beppe Alfano. Insegnava educazione tecnica alle scuole medie, ma il giornalismo era la sua passione. Da corrispondente della Sicilia raccontava gli intrecci tra politica, mafia e massoneria a Barcellona.
3 proiettili calibro 22 lo hanno ucciso mentre era alla guida della sua Renault a 2 passi da casa. Questa mattina è stata deposta una corona d'alloro accanto alla stele dedicata al giornalista, alla presenza delle autorità e di tanti studenti. I giovani a Barcellona conoscono la storia di Falcone e di Borsellino, ma non conoscono la storia di Beppe Alfano, di loro concittadino, o quello che hanno sentito è frutto delle cosiddette malelingue, di gente che ha sempre cercato di screditare la sua figura. Successivamente è stato piantumato un albero della memoria in piazza Alfano, è stato il sindaco di Barcellona Giuseppe Calabrò a tracciare il suo profilo. Il fatto stesso che a distanza di tutti questi anni siamo qui a ricordare le sue gesta, perché lo possiamo considerare un eroe civile, cioè una persona che in maniera coraggiosa ha sfidato la criminalità, lo ha fatto come giornalista, lo faceva come insegnante, lo faceva come uomo. Calabrò ha sottolineato come Alfano abbia vinto la sua battaglia contro la mafia, ma ancora per la famiglia manca piena giustizia. Ha vinto perché la sua memoria la si tiene viva con fatica, ma la si tiene viva. Noi speriamo che mio padre vinca anche in sede processuale, perché c'è una verità, un pezzo di verità che manca. Rimettersi in forma dopo le feste è senza dubbio uno dei buoni propositi che molti fanno ad inizio anno, ma come fare ce lo spiega la nutrizionista Eva Spampinato. La buona notizia è che non sono tutti chili reali. La brutta notizia è che potrebbero diventarli se non si torna ad un regime alimentare più controllato. Molto è ritenzione idrica, soprattutto dopo le abbuffate natalizie il grasso non ha il tempo proprio materiale di formarsi. Gonfiore e ritenzione a parte, passate le feste ci si rimette in riga, almeno a tavola, e con tutte le buone intenzioni che contraddistinguono l'inizio del nuovo anno. Come? In modo graduale, spiega la nutrizionista. Meglio evitare delle diete drastiche, ma ridurre piano piano l'apporto di cibo e poi in particolare idratarsi, perché ovviamente con le abbuffate del pranzo e della cena il corpo è più appesantito, quindi bere tanta acqua, momentaneamente abolire tutto ciò che sono i cibi processati, quindi insaccati, dolciumi, tutto ciò che sono le bibite gassate, gli alcolici, e prediligere magari la frutta, le verdure di stagione, dei cereali, la carne bianca. Ma occhio alle diete fai da te e alle mode del web. Io personalmente, come endocrinologo che si occupa dell'alimentazione, prediligo sempre fare una dieta equilibrata, quindi fare 4-5 pasti al giorno, magari ridurre l'apporto dei carboidrati complessi e prediligere quelli semplici. Il digiuno magari dopo una buffata ci sta, però non lo consiglio come un'abitudine quotidiana di un'alimentazione, di un percorso equo-alimentare. E adesso una pausa, tra poco il calciomercato. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calciomercato, mercato in fibrillazione per le siciliane di Serie C, tanti colpi in canna, il Catania deve prima cedere, il Messina aspetta la firma del direttore sportivo, il Trapani lavora per rinforzare l'attacco. Francesco Triolo. Più che le tappe di avvicinamento alla partita di domenica pomeriggio al Massimino contro la Juventus Next Gen, il calciomercato a tenere banco nei primi giorni di questa settimana. Il Catania, come tante altre società di terza serie, è chiamato ad operare diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. I rossazzurri intanto vorrebbero piazzare i giocatori in esubero, a cominciare dai 5 fuori rosa, più quelli ormai fuori dal progetto tecnico. Tommaso Silvestri, per esempio, viene già considerato un prossimo giocatore della Triestina, voluto dall'allenatore Attilio Tesser, con cui ha lavorato al Modena. L'operazione dovrebbe concludersi con la formula del prestito. Quindi ad Amonis, che dovrebbe finire al Sud Tirol, sempre con la formula del prestito, e il riscatto condizionato alla permanenza della formazione altoatesina in Serie B. A Bolzano potrebbe finire anche Luperini, ma è una trattativa slegata da quella del portiere, che andrà via per scelta tecnica. Per sostituirlo il Catania punta sempre in maniera decisa su Dini del Catanzaro. Novità per l'attacco, dove è tornato in auge anche il nome di Daniele Liotti, esterno sinistro offensivo classe 94, attualmente all'Avellino. Già lo scorso anno, sempre a gennaio, il Catania
Catania aveva valutato l'ipotesi di prendere l'attaccante. Sul fronte squadra sono state escluse lesioni muscolari per Jimenez, costretto ad uscire dal campo a Benevento, con il giocatore che svolgerà nei prossimi giorni un programma di terapia e allenamenti personalizzati prima di tornare a disposizione di Toscano. A Messina si attende la firma del nuovo direttore sportivo, Domenico Roma, che dovrebbe avvenire entro la serata di oggi. Quindi ci dovrebbero essere i primi movimenti in entrata, a cominciare dal ritorno del difensore Dumbravano e degli esterni offensivi Zun ed Emmausso. Piacciono Ingrosso del Cerignola e Salvatore Monaco del Catania. In uscita diversi giocatori: Rizzo verso la Pianese, Ortisi all'Altamura, Lì al Cerignola. Il Potenza spinge per Petrungaro, mentre Anatriel è corteggiato dal Trapani dell'ex DS Pavone. Il Messina però lo considera incedibile, così i Granata potrebbero virare su Corazza dell'Ascoli dopo aver tentato anche la pista che portava a Caturano. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.